Tarda la cerimonia davanti al comune per Jessica Strapazzolo, uccisa dal fidanzato, che domani in carcere verrà interrogato dal GIP, e si svolgerà anche l'autopsia sul corpo della 33enne. Ad Anguillara Veneta rischia di finir male la discussione per strada tra madre e figlio. La 46enne aveva con sé un coltello da cucina e aggredisce il 21enne, abbandonando poi l'arma all'interno del bar del paese. Scontro frontale tra auto e bus a Vigasio, nel Veronese. È morta la conducente dell'auto, una cinquantenne, stava sorpassando quando si è trovata di fronte al mezzo illesi i passeggeri. Nessuna inchiesta sull'incidente di Piavon, dove un 85enne è finito contro la Corriera TVO, carica di studenti, dinamica chiara, dice la procura. Non ci sarà autopsia sull'anziano, salma restituita ai familiari. La tragedia del Sile: oltre 200 persone hanno dato l'ultimo saluto a Maria, Mauro e Rosita, giorno di lutto cittadino a Milano. L'appello del sindaco: non siamo indifferenti alle malattie mentali. Inaugurato il ponte galleggiante che collega le fondamenta nuove. L'entrata del cimitero di San Michele in Isola sarà in funzione fino a domenica 9 novembre. Dopo oltre 30 anni il Teatro Comunale Politeama riapre. Il sipario Marostica si candida ad essere città di festival. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo con le notizie che arrivano da Castelnuovo del Garda. Infatti questa sera la cerimonia davanti al comune per Jessica Strapazzolo, uccisa dal fidanzato, che domani in carcere verrà interrogato dal GIP. Verrà svolta anche l'autopsia sul corpo della 33enne. Mentre Castelnuovo si prepara a ricordare Jessica Strapazzolo con una cerimonia davanti al municipio, è stato fissato l'udienza di convalida dell'arresto per Douglas Reis Pedroso, che domani mattina alle 9:30 nel carcere di Montorio comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari. Il 41enne al suo avvocato avrebbe detto di essere sotto shock e di non ricordare nulla della notte in cui ha massacrato Jessica con un numero smisurato di coltellate, soprattutto al volto, al collo e al torace, un particolare che dovrà essere confermato dall'autopsia che si svolgerà sempre domani. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime 48 ore di vita della 33enne brasiliana, che ha inviato l'ultimo SMS la notte tra sabato e domenica. Soprattutto si vuole chiarire come Douglas Reis Pedroso sia riuscito a sfilarsi e poi disattivare il braccialetto elettronico. Il trasmettitore collegato che aveva invece Jessica e che serviva a lanciare l'allarme è stato ritrovato nel garage dell'abitazione della madre della donna, che vive in provincia di Mantova. Intanto emergono particolari inquietanti nella relazione tossica della coppia. Jessica veniva ripetutamente picchiata e lo scriveva nei messaggi inviati all'ex compagno. "Sono tutta ferita per colpa tua, solo per farti capire", spiegava Jessica nella chat con Douglas, mentre lui le rispondeva: "È difficile gestirti". Nel periodo di Natale del 2024 l'uomo aveva tentato di molestare la sorella della 33enne mentre era ospite in casa. Non riuscendoci aveva chiuso Jessica in bagno e l'aveva picchiata selvaggiamente. Più volte la famiglia l'aveva implorata di lasciare quell'uomo violento, ma lei tornava sempre da lui e nel suo appartamento ha trovato la morte. Lite tra madre e figlio in strada, spunta anche un coltello da cucina, denunciata la donna ai carabinieri. Tragedia sfiorata ad Anguillara Veneta. Tutto è nato da una discussione tra madre e figlio, durante la quale è spuntato un coltello da cucina. I fatti si sono verificati all'esterno di un bar del centro del paese, dove era stato segnalato ai carabinieri scompiglio. I militari intervenuti hanno individuato e fermato le persone segnalate mentre stavano ancora litigando. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che poco prima la donna di 46 anni, per futili motivi armata di coltello, avrebbe aggredito il figlio di 21 anni, abbandonando poi l'arma all'interno del locale dopo l'arrivo dei militari. I carabinieri hanno quindi sequestrato il fendente di 21 centimetri e poi denunciato la madre, residente nel veneziano ma domiciliata nella Bassa Padovana, per porto abusivo di armi. Scontro frontale tra auto e bus a Vigasio, in provincia di Verona. Morta la conducente dell'autovettura, viaggiava su una Smart. L'incidente è avvenuto intorno alle 14. La donna, mentre era in fase di sorpasso, si è schiantata con il bus della linea 148 Verona-Mantova di ATV, l'azienda di trasporti di Verona, e ha perso la vita sul colpo. In lesi invece l'autista e i passeggeri, circa una decina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Nessuna autopsia invece per Germano De Luca, l'anziano 85enne che ha perso la vita scontrandosi ieri con un bus di studenti in via Maggiore a Piavon. Per la procura la dinamica è chiara. Non ci sarà nessuna autopsia sul corpo di Germano De Luca, l'85enne di Fregona, che l'altra mattina ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto a Piavon di Oderzo, lungo via Maggiore. La decisione è stata presa dal pubblico ministero Elisabetta Spigarelli, che ha escluso la necessità di procedere con ulteriori accertamenti, data la chiarezza della dinamica, e ha altresì disposto per la restituzione della salma ai familiari.
Secondo la ricostruzione, De Luca era alla guida del suo SUV Hyundai quando ha improvvisamente invaso la corsia opposta, centrando in pieno l'autobus scolastico della TVO che trasportava studenti dell'Istituto Sansovino. L'impatto è stato violentissimo, il bus è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco nel fossato. 5 ragazzi sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, mentre altri 15 hanno riportato contusioni e forte spavento. Dalle prime verifiche è emerso che l'anziano non doveva trovarsi alla guida, la sua patente non era stata rinnovata lo scorso agosto dopo la sospensione disposta dalla commissione medica per mancanza dei requisiti fisici. Secondo un testimone, l'auto avrebbe iniziato a zigzagare pochi istanti prima dello schianto, elemento che fa ipotizzare un malore improvviso. De Luca, che viveva solo ed era seguito da un amministratore di sostegno, il sindaco del paese, ha preso l'auto utilizzando una copia delle chiavi originali. Pare fosse diretto a San Donà per far visita a un'amica di 90 anni con la quale aveva una relazione. Tra i feriti, tra cui l'autista del mezzo che ha salvato gli studenti sterzando prontamente, le conseguenze fisiche e psicologiche sono ancora ben lontane dall'essere rimarginate e solo il tempo potrà calmare lo stato di shock in cui versano ancora molti di loro. A Mira oggi l'ultimo saluto ai fratelli e alla madre nella tragedia del Sile. Ascolta, Signore, le preghiere della tua Chiesa per i nostri fratelli Maria, Mauro e Rosita. Circa 200 persone hanno dato l'ultimo saluto a Maria Bovo di 77 anni, mamma di Mauro 51 e Rosita Dal Corso di 54, nella casa funeraria di Mira. I 3 di Mirano sono stati trovati morti nel fiume Sile, una tragedia che ha profondamente segnato la comunità. Sì, abbiamo proclamato per oggi il lutto cittadino, abbiamo chiesto a tutta la città nell'orario delle esequie di poter rivolgere un pensiero alle bandiere a mezz'asta. Io continuo a dire, insisto, questa è una grande storia d'amore, è una storia di amore della famiglia, ma anche dei familiari. Maria e i suoi figli erano ben voluti da tutti a Mirano e la loro assenza in un modo così drammatico lascerà un vuoto. Durante la cerimonia funebre è stata loro dedicata la canzone di Ramazzotti Sta passando novembre, ispirata a una ragazza di 20 anni che si è tolta la vita. E magari chissà se io avessi saputo I familiari hanno invitato a devolvere eventuali offerte in favore dell'associazione In Volo, che si occupa, in collaborazione col Centro di Salute Mentale, di aiutare persone con problemi di fragilità mentale. Chi ha una gamba rotta noi lo aiutiamo, chi ha dei problemi mentali tendiamo a guardare dall'altra parte o a far mettere in disparte oppure semplicemente a dire questo è matto. È una cosa che dobbiamo superare. Noi per le malattie mentali come istituzioni facciamo davvero molto poco. Le risorse che sono a disposizione sono troppo poche. Dobbiamo lavorare, migliorare per questo. Chissà che questa non possa essere anche un'ulteriore piccola eredità che Rosita, Mauro e Maria ci hanno lasciato. Presente alla cerimonia funebre anche il sindaco di Mira. È un tema forte perché sappiamo esserci un confine molto labile e quindi tutto ciò che aiuta è utile e necessario sia per chi ne è vittima ma anche per le persone che gli stanno accanto. Dopo l'estremo saluto, Maria Bovo, su disposizione delle autorità, è stata tumulata nel cimitero di Malcontenta, mentre Rosita e Mauro saranno cremati e portati nello stesso cimitero nella tomba della mamma. Solo che non doveva andar così, solo che tutti ora siamo un po' più soli qui, è per te. Ultima pagina, passiamo alla politica. Alleanza Verdi Sinistra, il leader Frattoianni oggi al Cafoncello.
Cosa ci direste a noi giovani, che siamo noi giovani di oggi, per migliorare questo futuro, diciamo, che sarà nelle nostre mani? Di continuare a fare quello che stai facendo, cioè di continuare a battersi e a non rassegnarsi mai, perché l'unica cosa che è irrisolvibile è la rassegnazione. È solo uno dei tanti momenti di confronto tra l'onorevole Nicola Fratoianni e i trevigiani nel corso del volantinaggio organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra all'entrata dell'ospedale Cafoncello. Ribadire che servono investimenti sulla sanità pubblica, che bisogna dire basta a una tendenza che in questi anni ha favorito la privatizzazione della sanità, che invece è un diritto universale che dovrebbe essere garantito a tutti e a tutte, che servono investimenti per la sanità del territorio, per la medicina generale, che i pronto soccorsi non possono diventare l'unico filtro tra i cittadini e i loro problemi. Allora è il caso che chi governa le regioni, i presidenti delle regioni, facciano scelte chiare. In fondo la politica è questo, è il territorio delle scelte. Si può scegliere di investire nella pedemontana oppure di investire nella sanità del territorio. Alleanza Verdi e Sinistra che contesta anche altre scelte del governo regionale uscente, prima tra tutte la casa. Serve mettere sul mercato il patrimonio immobile che abbiamo pubblico e che attualmente è fermo e chiuso perché non ci sono fondi da parte di comuni e ATER per poterli ristrutturare. E sul tema edilizio AVS chiede una rigenerazione urbana vera, considerando le deroghe della legge veneta Cemento Zero. Il Cemento Zero di Zaia è una grandissima fregatura, lo dico in maniera molto chiara. La Regione si è riservata 18.000 ettari ancora edificabili, ancora cementificabili, e inoltre la legge prevede 18 diverse deroghe, quindi si può togliere dal calcolo del consumo di suolo tutte le grandi opere, le strade, le autostrade, le superstrade, quanto già approvato nei diversi piani, quindi insomma è una legge fregatura. Per AVS l'attenzione del prossimo governo regionale deve concentrarsi anche sulla tutela del lavoro. In Veneto in questi ultimi anni abbiamo avuto purtroppo un triste primato, la maglia nera per infortuni sul lavoro, abbiamo avuto una crescita di più del 100% delle morti sul lavoro, quindi noi tra le prime cose che faremo è sicuramente quella di raddoppiare, se non triplicare, gli organici SPISAL per aumentare i controlli, perché i lavoratori e le lavoratrici devono lavorare in sicurezza e con salari dignitosi, con il rispetto appunto dei diritti sul lavoro. Così dunque da AVS invece in prima edizione di oggi la stoccata Luca Zaia di Roberto Agirmo di Resistere Veneto a sostegno di Riccardo Chomsky in corso alla Regione. Sul tavolo la questione dell'autonomia e della sanità, nodi portanti del programma del partito che corre slegato dalle coalizioni. Nessuno poteva pensare, immaginare o sperare che 8 anni fa, post referendum, avremmo avuto l'autonomia in 448. Ma da qui ad 8 anni ad avere zero, e qualcuno sta continuando a dire sì l'autonomia è legge, mi verrebbe da dire che è una presa per è una presa per i fondelli, per essere più leggero. Io ricordo le parole, potrei virgolettarle, di Luca Zaia, nel quale diceva: mi farei anche arrestare pur di avere l'autonomia. Diceva che era la madre di tutte le battaglie, diceva che era il suo must. Perché? Perché l'ha usato mille volte, almeno 4-5 in campagna elettorale. In queste 4-5 volte ha sempre detto dobbiamo batterci per l'autonomia, eccetera, eccetera, poi alla fine in realtà non abbiamo avuto assolutamente nulla. Vorrei mettere il dito nella piaga per capire com'è che ha lavorato la Regione negli ultimi tempi proprio in merito alla sanità. Non più tardi di 6 mesi fa, la Regione ha utilizzato artifizi e raggiri, che un avvocato può tranquillamente dire di cosa si tratta. Qualcuno direbbe truffa, per andare a modificare quelli che sono i parametri legati alle liste d'attesa. Sono riusciti a trasformare un dato negativo in un dato, non dico positivo, ma meno negativo, grazie al fatto che attraverso artifizi e raggiri hanno fondamentalmente fregato i veneti dicendo no, noi siamo bravi perché riusciamo a mantenere liste d'attesa in un certo modo. Ora, se questo è il modo di migliorare la sanità in Veneto, Dio ce ne guardi e ce ne liberi, perché effettivamente credo che non siano questi i parametri con i quali uno si aspetta il migliorare il tutto. Inaugurato invece il ponte galleggiante, cambiamo decisamente argomento, che collega le fondamenta nuove all'entrata monumentale del cimitero di San Michele.
Venezia ritrova un suo nuovo, o meglio antico, ponte galleggiante sull'acqua della laguna che da stamattina fino a domenica 9 novembre collegherà le fondamenta nuove all'ingresso principale del cimitero monumentale di San Michele in Isola. Al taglio del nastro il sindaco Luigi Brugnaro, che nel suo discorso ha voluto ringraziare tutte le maestranze che hanno lavorato per realizzare il ponte con le autorità cittadine, tra le quali il questore e il comandante generale della polizia locale. Il ponte ha una lunghezza di 400 metri, a benedire la struttura galleggiante Monsignor Enzo Piasentin con il diacono Guglielmo Fasan. Monsignor Piasentin è stato delegato dal patriarca Francesco, assente per impegni pastorali. Il patriarca, che in queste settimane ha seguito da vicino tutti i preparativi per l'allestimento, lo percorrerà nei prossimi giorni. È un'occasione molto bella che penso faccia molto bene ai veneziani e ringraziamo l'amministrazione che ha ripreso in mano questa opportunità. Poi fatto quest'anno in occasione anche in concomitanza con il Giubileo della Speranza. E certamente anche questo si coniuga bene con gli eventi che stiamo vivendo ancora. Abbiamo delle ricchezze che meritano di essere condivise. Il ponte galleggiante è un'antica tradizione della città, poi interrotta negli anni 50, quindi riproposta per un solo anno nel 2019. Infine, tornata ora in occasione del Giubileo. Il primo atto del sindaco Brugnaro, dopo aver percorso il ponte, è stato quello di rendere omaggio alla tomba della veneziana Valeria Solesin, di cui quest'anno ricorre il decennale dalla scomparsa nel tragico attentato del Bataclan. Il delegato alle tradizioni Giovanni Giusto spiega. Ha un grandissimo significato, prima di tutto perché ripristiniamo quello che è addirittura un'idea, no? Di collegamento alla città di un'isola, che è l'isola di San Michele. È questo l'ingresso, l'unico ingresso è questo, ed è l'ingresso principale. È stato ripristinato praticamente un tassello che negli anni 50, 1950 circa, è stato tolto. Fino a domenica 2 novembre il ponte sarà percorribile da tutti i veneziani e possessori di Venezia Unica. Da lunedì 3 il transito è aperto a tutti, sempre gratuitamente. Invece stiamo nel Vicentino adesso perché dopo oltre 30 anni il Teatro Comunale Politeama di Marostica riapre Sipario. Dopo oltre 30 anni si riapre il sipario del Teatro Comunale Politeama di Marostica. Per la città è un sogno che diventa realtà, il risultato di un lungo percorso di recupero della struttura. L'intervento, costato 2 milioni di euro, di cui 1 milione proveniente dal Ministero della Cultura, ha visto il rifacimento del tetto, il restauro della storica facciata in stile Liberty, oltre alla sistemazione di impianti, arredi e allestimenti interni. Il sindaco Matteo Mozzo non nasconde la sua soddisfazione. Il momento finalmente è giunto, quello della riconsegna. Una riconsegna che è stata difficile, che è stata sofferta, che ha visto tante difficoltà, quelle di un cantiere complicato, che si è adattato alle varie complessità della struttura che abbiamo ereditato, che però oggi si riconsegna alla città e si apre veramente in tutta la sua bellezza. Essere qui oggi è un sogno che diventa realtà e per me è un orgoglio che resterà per sempre. La sala grande, composta da una platea e 2 gallerie, accoglie 386 spettatori, mentre al piano interrato si trova il ridotto. C'è un ulteriore sogno, quello di trasformare Marostica, che è una città palcoscenico, in un nuovo progetto, quello della città dei festival, e avendo anche una struttura coperta che ci dà la possibilità di sviluppare determinati progetti, sono sicuro riusciremo in questo obiettivo. L'inaugurazione ufficiale sarà il 29 novembre, una data che a Marostica definiscono storica. Lo spettacolo di apertura con il concerto dell'orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza darà il via alla nuova stagione culturale che guarda all'intero territorio bassanese. Tante generazioni sono nate e cresciute senza avere la possibilità di entrarci e tante invece ne ricordano i fasti e i lustri. Adesso queste generazioni possono tornare a godere finalmente di questo gioiello che riconsegniamo al territorio. E si chiude con questa notizia al telegiornale regionale. Grazie per averci seguito. Le previsioni del tempo come sempre dopo la sigla. Una buona serata a tutti, arrivederci.